Villa Fondi, Piano di Sorrento, una serata indimenticabile e chiedo al mio amico, vice sindaco Giovanni Iaccarino, un momento confidenziale ma anche d'amore con la musica classica napoletana e la voce di Francesca Marini. Io ti dico una sola parola, emozionante. Non avete idea delle emozioni che riesce a suscitare lei con la sua voce, con la sua presenza scenica, apparentemente minuta di una grande carica emotiva. Lo giuro, con più persone ho visto veramente le persone con le lacrime agli occhi e io sono tra questi, non ho vergogna di dirlo, perché è l'ho voluto veramente, l'ho voluta fortemente perché ha avuto l'anno scorso un'apparizione nel contesto delle serate di Amedeo Coletta. Mi sono subito artisticamente innamorato di lei, io la devo Vabbè, ma la tua sensibilità la conosciamo, Quindi- Francesca, io ho avuto quindi- proprio la fortuna di conoscerla molto tempo fa. Carlo, un tuo pensiero e poi lasciamo la parola alle donne, la possiamo Presidente chiudere del alla Consiglio Comunale Presidente. Francesca. Io più che un pensiero volevo farti una domanda. Ha fatto molta notizia il fatto che la canzone classica napoletana è stata proposta proprio a giugno 2026 come patrimonio immateriale dell'umanità per l'UNESCO, dovrebbe diventare definitivo questo nel 2028. Tu che canti questa canzone con un amore viscerale, con una passione che la fa sentire come se la cantassi a casa tua, perché ti appartiene tutto, la canti, la reciti, la interpreti, pensi che meritiamo questo riconoscimento? Ma la canzone classica napoletana non merita da una vita questo riconoscimento, perché nelle epoche passate, ma forse ancora anche adesso, era la canzone italiana nel mondo, la canzone classica napoletana, ma poi ha tutto in sé, è una forma d'arte di musica che ha tutto in sé, perché c'ha la passione, c'ha l'amore, c'ha la poesia, ha tutto, ha tante sfaccettature. Io la amo profondamente, si dice l'acqua è fresca, ma non posso fare a meno che decantare le lodi di questo patrimonio veramente che abbiamo la fortuna sia napoletano, ma che generosamente Napoli si è donata a tutto il mondo. Un patrimonio unico, direi, per chiudere. Io ti faccio una riflessione, mi è molto emozionato perché ho letto il libro di Gaetano Morgese, che è la figlia di Maddalena Ceresolo, di Detta Vernuccia, e molto intenso, e hai fatto un'interpretazione magnifica facendo ricordare il momento di una Napoli antica. La poesia, hai ricordato Salvatore Di Giacomo, abbiamo avuto tanti altri autori, ma questo gruppo, cosa ti esprime il pubblico? Abbiamo visto l'intensità, come ha detto Giovanni. La standing ovation, non succede a tutti che si alzano tutti in Il piedi. pubblico è la mia forza, è un qualcosa che non si può spiegare. Quando arrivo qui sul palco, perché per me quando canto c'è un palco, il mio unico pensiero è quello di far felice il pubblico. Dico, speriamo che stasera riesco a far andare almeno una persona a casa più sereno, più felice, quindi quando poi vedo che sono contenti, che applaudono, li vedo con le lacrime agli occhi, perché la missione di un artista, artista è una parola grande, però voglio dire, la missione di chi può fare l'artista non è la popolarità, non è la fama, è quello di donare qualcosa al pubblico. Anche un messaggio d'amore, D'amore, sì, bisogna pensare al pubblico, la gente ha bisogno di carezze e noi che facciamo arte possiamo darle queste carezze. Grazie Francesco, veramente di cuore, grazie a Roberto Criscullo in regia che ci ha dato questa possibilità. Antonella, per chiudere, voglio chiudere con te, abbiamo non per andare contro la gentilezza, ma si parlava di sentimenti, di amore, la musica classica napoletana, la forza di una donna. Vogliamo invitare gli amici, chi viene qui a Villa Fondi a conoscere meglio la musica, ad ascoltare la bellezza. Anche quella è gentilezza comunque, e anche fornire occasioni come quelle di stasera, regalando alla comunità delle serate così intense, così belle, piene di emozioni. Le persone se ne sono andate arricchite ed emozionate veramente, lo hanno dimostrato con l'ovazione finale. Vi ringrazio molto. Sì. Volevo presentare perché anche Sì, giusto, Roberto, gliela sempre dietro le quinte. Roberto, vieni, dai. Però non si vuole far vedere, però devo dire che tutto quello che avete visto è stato coordinato da La lui, grande anche regia di Roberto. anche le musiche delle canzoni, gli arrangiamenti, tutto da lui.
e lui ha fiducia in me forse più di quanto io ne abbia in me stessa, e lo ringrazio. Grazie Roberto, Grazie a almeno vieni alla fine, no, dell'intervista. Ringrazio il vice sindaco, la presidente, il presidente, non andiamo con questa polemica, Antonella. Presidente, dai, mi No, sembra ma mi giusto, va bene giusto. al maschile, io non sono. No, Antonella, Arnese, Giovanni Iaccarino, grazie Carlo, è una grande donna, grazie a Giulia in regia. Viva la musica napoletana, viva l'arte e viva questo messaggio d'amore per essere più vicini con il cuore. Siamo verso il Golfo di Napoli, speriamo che da Napoli, che c'è il vulcano, nasce un sentimento, come hai detto tu, anche di pace. Ma poi quello che è bello di Francesca, che lei ha un sentimento di amore, però anche un sentimento di lotta, perché ha certo. detto Certo. no alla guerra, no? Per esempio No, De alla Gregori ha detto mi sento imbarazzato quando noi artisti ci mettiamo a Lui è stato fare delle- diplomatico, forse un po' la le dichiarazioni vecchiaia politiche. delle Invece Gregori. tu non hai no, questo io limite, no, non lo fai. non parlo di politica perché Però non ne capisco, parli di ma parlo di sociale. umanità. E quindi le guerre, io dico non la guerra, ma non solo a quelle grandi, anche a quelle piccole, Quotidiane, e quelle bisogna Andiamo essere- tutti a mangiare, Ah, un grande umanitano, Roberto Grazie, da grande regista ha Grazie. detto chiudiamo, grazie, Grazie, Giulia. viva Piero di Sorrento. Grazie.